TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Vigili del fuoco al lavoro dalle 18 circa di oggi, martedì 22 luglio, per il ribaltamento di un mezzo pesante che trasportava bobine d'acciaio in via Alessandro Cruto a Marghera. Estratto dalla squadra di Mestre e affidato al personale sanitario del SUEM 118, l'autista ferito è rimasto bloccato all'interno della cabina. Con l'ausilio della schiuma antincendi, i vigili del fuoco hanno coperto lo sversamento di gasolio fuoriuscito dal serbatoio e riversatosi sulla sede stradale. Sul posto la polizia locale per la gestione della viabilità e l'accertamento sulle cause del sinistro. In corso la rimozione del veicolo da parte di una ditta privata. Un altro intervento dei vigili del fuoco alle 16:15 sempre di oggi, martedì 22 luglio, tra i bacini dell'Arsenale e Isola della Certosa, per soccorrere un uomo alla guida di un'imbarcazione caduta in acqua dopo aver perso il controllo del mezzo. All'arrivo della squadra con l'autopompa lagunare, l'uomo era già stato recuperato dall'equipaggio di un altro natante. Il mezzo in avaria è stato poi fermato con delle corde e messo in sicurezza. Sul posto anche la capitaneria di porto. L'intervento dei vigili del fuoco è terminato dopo un'ora. Nella mattinata di mercoledì 17 luglio, la polizia locale di Venezia ha individuato un'autovettura Jeep Compass con 4 persone a bordo che alla vista dell'auto di servizio hanno mostrato chiari segni di nervosismo. Le agenti hanno deciso di seguirla e fermarla per un controllo più approfondito, riscontrando anche l'assenza della targa anteriore. Il conducente non era in grado di esibire alcun documento contrattuale che giustificasse il possesso del mezzo, risultato intestato a una società di autonoleggio. Un rapido contatto con la società ha confermato che l'auto era stato oggetto di appropriazione indebita, con querela già formalizzata. Il tempestivo intervento ha permesso anche l'identificazione degli altri 3 passeggeri, tutti privi di documenti e con precedenti per reati contro il patrimonio, in particolare furti con destrezza e utilizzo di documenti falsi. Il veicolo è stato posto sotto sequestro penale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre il conducente è stato denunciato per ricettazione. Cambiamo decisamente argomento. Sarà la prima volta di Julia Roberts sulla red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ma l'edizione numero 82 vedrà sfilare anche George Clooney, Al Pacino, Jude Law nei panni di Putin in Il mago del Cremlino. Tornerà Emma Stone, diretta ancora una volta da Yorgos Lanthimos. Ci saranno Emily Blunt e Kate Blanchett. Questa mattina, dalla biblioteca dell'Archivio Storico della Biennale, il direttore artistico del settore cinema Alberto Barbera ha svelato il programma dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Dal 27 agosto al 6 settembre arriva a Venezia il meglio della settima arte mondiale, perché quella di Venezia è una mostra e non un festival, ha sottolineato in apertura della conferenza stampa il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.